Dopo la vittoria esterna per 3-2 contro l'Union Diavoli e il pareggio nel campo della Miti Vicinalis, il Godego torna a giocare in casa. Benvenuti alla Bell Botte Arena da Udino Baggio per Roblox e Infinity Godego Valdagno. Il Mursley accetta ma non trova il compagno. Salifu, bordata da fuori, corner. Salifu, partito Giata, Azabi dietro. Salifu si allarga, Giata tutto solo. Giata chiude il portiere, poi la difesa. Ora Flamingo Giata avanza sulla sinistra, si accentra, conclusione era destinata in porta. Fami a campo aperto, sulla destra in sovrapposizione Zarantonello, Fami però va da solo, scende tocco dietro per Azabi. Giata è partito, non lo segue benissimo l'avversario. Giata vicino a Azabi, fuori per Massarotto col mancino. Rubega in due tempi, può andare Wally, è rimasta a terra Balaban, c'è spazio per Giata. Giata ha trovato, Giata di fronte al portiere due volte. Il Mursley è partito, Sbicego non seguito da Giata. Sbicego si coordina, Prosdocimi. Kuc e Giata, parte Kuc, poi si allarga, quindi va il numero 11. Rubega pronto, alto da il Mursley che la mette giù, c'è spazio per far andare Soldà. Soldà col destro, la con il destro, il numero 2 René Sbicego, la lascia lì, va verso il secondo palo, servito fuori, il numero 10 Youssef El Mursley porta avanti i suoi, 1-0 Valdagno alla Bell Botte. Azabi murato da Sbicego, riparte il Valdagno con El Mursley che passa in mezzo a due. El Mursley ci pensa ancora lui con la doppietta personale, il primo con il destro, questo con il mancino. 2-0 Valdagno. Rubega va lungo, Salifu interviene, poi Castrati ci crede più di tutti, arriva alla conclusione da fuori. Salifu in pressing, Salifu la tocca, poi la consegna al compagno al limite dell'area. Wally che botta di sinistro, accorcia le distanze il Godego con il numero 8. Ancora l'autore del gol si allarga, conclusione murata. Salifu la restituisce a Wally, Wally si accentra, Wally deviazione di Giata, palo. Wally, c'è libero anche Giata sulla sinistra. Wally una finta, Wally se la porta sul mancino, deviazione, controllo e sinistro vincente che consegna il 2-2 al Godego. La ripresa con il suo numero 27 in maglia rossonera, Gianmarco Massarotto. Fami è vicina il Mursley, poi va lungo in contromovimento, sbaglia Zabi, rovesciata il Mursley di fronte al Prosdocimi, lo salta! Tripletta personale, ci pensa sempre e solo lui, Youssef El Mursley. Kuc da Salifu, usa il fisico, Salifu ancora Kuc, chiude lo specchio Rubega. Giata distacca dalla linea di porta Salifu, parte Giata, dentro a cercare la deviazione di Azabi, mette out la difesa. Salifu che allontana, la lascia a Wally, Wally una finta fuori da Giata, Giata controllo e incrocio dei pali. Azabi lungo da Giata, Giata si accentra, può puntare, Giata la tocca ma non basta Rubega e Giata con il gol numero 4 della sua stagione consegna il pareggio al Godego. Wally va orizzontalmente da Azabi, vuole l'inserimento non premiato, premia invece la ripartenza per gli avversari, vincente, che regalo del Godego e ne approfitta e lo scarta Marco Soldà. Vuole Wally servito da Giata, Wally va a puntare, ci prova ancora, non trova lo specchio. Pressare Giata sulla costruzione del Valdagno che va lungo, tocco dentro di prima, Nicolini di fronte a Prosdocimi che poi si salva. Andare solo lungo, 3 secondi al termine, il lancio per Wally! 4-4, incredibile! L'aveva riaperta nel primo tempo con il gol del 2-1, la riprende adesso a un secondo dalla fine con il gol del 4-4. E con il suono della sirena si chiude la terza giornata per Infinity Godego e Valdagno. 4-4 il risultato finale, un match spettacolare giocato a viso aperto da entrambe le squadre, un punto a testa.